Buongiorno, questa è 7 in punto, ben ritrovati al momento di approfondimento di un tema oggi che ha a che fare con la salute. Noi abbiamo un graditissimo ospite che è venuto a presentarci un qualcosa di assolutamente rivoluzionario nella professione delicatissima che esercita. Lo andiamo a ringraziare per essere con noi e a salutare, si tratta di Ezio Mabiglia che di professione fa l'osteopata. Buongiorno a lei. Buongiorno Roberto, buongiorno. Grazie di essere con noi Ezio. Anzitutto chiariamo, anche per chi ci ascolta, che cosa fa l'osteopata? L'osteopata tratta principalmente le disfunzioni. A differenza di altre figure noi lavoriamo su problemi di tipo meccanico, biomeccanico, disfunzioni anche del viscerale, e quindi andiamo a lavorare direttamente su quello che andiamo a ricercare e lavorare su quello che è la causa poi appunto del malessere della persona che abbiamo di fronte. Perché parlavamo di problemi tipo distorsione alla caviglia, magari persone che sono state operate alle articolazioni, come il ginocchio. No? Sì, l'operazione al ginocchio poi si prevede una riabilitazione e quindi è più ambito fisioterapico, del fisioterapista, e poi della palestra in seguito, del preparatore. Noi lavoriamo su quello che può essere il problema immediato. No? E anche una risoluzione, prevedono anche una risoluzione molto veloce, comunque veloce e di qualità. Beh, non è poco, insomma, anche perché a fronte di certe problematiche. Senta, oggi noi, lo abbiamo visto anche nel video, presentiamo proprio quella che è una rivoluzione nella sua professione, che uno vedendo potrebbe dire ma sono questi due stecchetti, invece sono due strumenti che hanno, diciamo, una performance piuttosto importante e che lei è riuscito a creare in base, cioè, a che procedimento? Nel senso, lei ha pensato che le vecchie tecniche ormai non funzionassero più, ma era ora di aggiornarle. Assolutamente, hanno funzionato benissimo per molto tempo, però come in ogni ambito, in ogni campo, credo che a un certo punto ci possa essere un'evoluzione, non dico un cambiamento, però un progresso, no? Una macchina di 40 anni fa, 50 anni fa non va allo stesso modo, non frenerà allo stesso modo, non avrà le stesse prestazioni. Questo è la stessa cosa per quel che riguarda, ci mancherebbe, anzi. Per quel che riguarda l'ambito del trattamento della fascia, ma non solo della fascia poi, no? Perché permette ad esempio di lavorare sia la fascia muscolare, ma anche i trigger point, può lavorare cicatrici, può lavorare punti più delicati e più ecco, piccolini. Lo può tenere proprio in piedi, ecco, così perché questo si veda. Sono due pezzi. Sono proprio questi due strumenti. Che hanno funzioni simili, ma si completano in realtà, no? Perché uno lavora sugli ambiti un po' più ampi, tipo non so, un basto, un quadricipite, muscoli paravertebrali, e uno invece va un po' più sul dettaglio. Può essere una cervicale, può essere una tendinite, un tendine, può essere un legamento. E ecco, questo è il legamento del ginocchio, intendevo. È importante, no, anche perché insomma, ne parlavamo prima di andare in onda con il nostro graditissimo ospite. C'è stata una presentazione ufficiale nazionale di questi due strumenti, no? Assolutamente. Dopo la pandemia che ci ha chiuso in casa, dove non siamo riusciti a far partire appunto i corsi perché non si potevano fare in presenza, siamo riusciti per la prima volta qualche settimana fa a fare il primo corso a Roma. Abbiamo fatto il primo corso, è andato molto bene, i ragazzi sono stati molto contenti e adesso a febbraio presenteremo il corso a Treviso, finalmente. Sì. No, è interessante quello che sta dicendo, perché da parte nostra c'è l'osservazione, lei in qualche modo ha aperto una nuova strada, e sull'altro versante c'è, come dire, una risposta anche importante, vogliamo dire, in tempi problematici per l'occupazione e per il lavoro, anche, diciamo, la professione di osteopata può rientrare in quelli che sono gli obiettivi di un giovane che cerca lavoro. No? Ma certo, assolutamente. Insomma, la qualità della vita sta aumentando, la richiesta per quel che riguarda il settore sanitario privato è sempre più ampia, e anche la professione di osteopata si sta regolamentando molto bene in Italia, sta crescendo, e quindi sì, secondo me può essere assolutamente
in un prossimo futuro una professione molto ambita. Sì, ci scusiamo con l'ospite e con i nostri telespettatori, non abbiamo detto Ezio Maviglia è un osteopata che diciamo, esercita la sua professione nello studio suo di Castelfranco Ho uno Veneto. studio mio a Castelfranco Veneto. Per cui insomma siamo in provincia di Treviso e per contattarla anche attraverso internet. Certo, sì, ho il sito di Mabio Professional Place, che è dove opero io, oppure I Am Physio, che è il sito dove trovate poi il prodotto. Sì, sì, perfetto, perfetto. Insomma, anche per avere ulteriori informazioni. Ecco, ringraziamo il nostro regista Andrea Vernier che li sta proponendo proprio questi due strumenti. Ecco, ci spieghi, cioè uno è più acuminato, l'altro è più arrotondato. Sì, come dicevo prima, questo è il primo che ho inventato, che ho progettato, e questo diciamo che l'idea è quella di andare sui comparti più stretti, più piccolini, cervicale, ATM, quindi articolazione temporomandibolare, tendine d'Achille, fascite plantare. Ecco, questi tipi di disfunzioni, di problemi riguardanti quei comparti lì vengono trattate molto bene. Questo invece può essere usato su comparti più ampi, come dicevo prima, appunto dorsale, il trapezio, il vasto, le gambe, il polpaccio. Entrambi possono essere utilizzati per lavorare i trigger point. Ora, non so se si capisce, ma va molto dentro, poi deve essere la manualità, la capacità dell'operatore a spingere più o meno in modo da non dare problemi. Certo. Ecco, era proprio quello che le volevamo dire, perché anche nel video che ci ha proposto proprio si vede un'immagine in cui questo strumento affonda nella pelle e diciamo magari il cittadino medio può rimanere impressionato. Invece fa parte di una cura e una terapia. È un tipo di trattamento. Che non è che ti provochi il dolore che ti può provocare una lama che... No, assolutamente, va dentro perché ricerca il punto trigger, quel punto grilletto del quale con il trattamento c'è un richiamo di sangue in quella zona lì e dopo permette appunto al corpo di decontratturare quella zona. Nella sua esperienza c'è una determinata, lo diceva anche prima lei, fascia di età magari che più frequentemente ha questi problemi. Lei citava prima una macchina di 40 anni di età, per cui una persona che abbia superato una certa età effettivamente può essere più soggetta, però ci sono anche giovani e per giovani... In realtà ho molti giovani, ecco, vedi. Siamo giovani anche noi, quindi la nostra età è quella un po' più... che caratterizza un po' più il mio lavoro, questo voglio dire. No, perché comunque è fatto per le persone che vogliono migliorare la propria performance e quindi anche in età più giovane, sportivi. Ecco. Perché lei ha anche una certa esperienza con personaggi dello sport, il mondo dello sport. Assolutamente sì. E appunto come dicevo, le persone possono venire per una disfunzione e quindi guarire dagli infortuni avuto, come può essere una distorsione della caviglia o quant'altro, ma anche per migliorare la propria performance. Certo. Senta, una domanda che le facciamo proprio nella quotidianità di ognuno di noi, cioè il fatto che si stia seduti davanti a un monitor è una caratteristica che ci accomuna tutti. Okay. Alla sera lei dovrebbe sentire nella nostra redazione i lamenti, che mal di collo, che mal di schiena, che male qui, che male là. Immaginiamo che siano casi che le siano capitati o no? Casi comuni, effettivamente. Diciamo che la cervicalgia e la lombalgia sono i casi più frequenti, e si lavorano molto bene, devo dire. Però il mal di testa, il male cervicale, la tensione comunque della parte posteriore del corpo sono l'80% del mio lavoro. Per cui diciamo con lei, senza essere degli specialisti assoluti, ma magari alternare questo tipo di attività a un po' di moto, nel senso quando si torna a casa non che ci si butti a letto. È essenziale. L'attività fisica non è complementare al mio lavoro, è proprio una parte integrante, importante, fondamentale, assolutamente. Io lo dico spesso ai miei clienti, dico quello che facciamo qui è ottimo, va benissimo, ma non è sufficiente a star bene. L'attività fisica deve essere parte della nostra vita. Senta, lei prima parlava di tempi ragionevolmente brevi, ma mediamente un tipo di terapia come quella che lei pratica nei confronti, si dice pazienti o clienti?
Preferisco clienti. Nei confronti dei clienti, mediamente che durata può avere? Lei dirà, dipende dal tipo dall'intensità del disturbo. Allora, dipende dal tipo di disturbo effettivamente. Diciamo su un infortunio, quindi una disfunzione, possiamo andare tra le 3 e 5 sedute, 3-5 sedute. E dopo programmare delle sedute cadenziate. Una problematica di tipo cervicale, ad esempio, come diceva prima, la sera, eccetera, si può risolvere appunto in 3-4 sedute, però poi ci vuole un programma, perché comunque poi tornerà al lavoro, tornerà ad avere le stesse tensioni che hanno portato in studio la prima volta, la riporteranno tendenzialmente in studio nei mesi successivi, quindi bisogna programmare per star bene. Sì, perché guardi... Si fa una sorta di prevenzione, ecco, sì, poi, no? Perché le dico per esperienza anche dei colleghi che vedo che hanno questo tipo di problematiche, magari sono state consigliate delle sedute diverse, oppure anche la posizione stessa del monitor. Ci vorrebbe un po' più alto il monitor. Sì, vero? Sì, all'altezza degli occhi. Vede? Sì, ci sono degli escamotage, dei piccoli accorgimenti che ognuno di noi può prendere, sia nel posto di lavoro sia nella propria vita. No, perché dopo ti abitui ad assumere una postura che è terribile. No? Esattamente, sì. Mamma mia. Lei non ha dolori, disturbi? No, oddio, al momento no, per fortuna. No. Però insomma pensiamo che l'esperienza che vive con tutti i casi che le si propongono, ecco, c'è stata nella sua esperienza un caso, immaginiamo che ci sia stato, che l'ha messa, non diciamo in difficoltà, ma che ha, diciamo, di fronte al quale ha dovuto ricorrere, diciamo, a tutte l'esperienza e la capacità di cui è in possesso? Ce ne sono diversi, che ti mettono in difficoltà, e lì bisogna creare rete. Creare rete tra noi e altri professionisti, può essere il fisioterapista, può essere il nutrizionista, può essere lo psicologo, può essere, insomma, creare rete con altri professionisti si aiuta, insomma, il cliente a stare meglio. La cosiddetta, come si usa dire al giorno d'oggi, multidisciplinarietà. Esattamente. Non fossilizzarsi sul proprio ambito, non pensare che da soli possiamo risolvere ogni cosa, questo no. Però creando una rete di professionisti seri, competenti, di cui ci si fida, si può comunque consigliare bene. Lei è riuscito a trovarla questa rete? Sì, ce l'ho. Beh, no, sa, ho a fianco degli ottimi professionisti. È una domanda che non vuole avere ovviamente nulla di malizioso, nel senso che purtroppo alle volte ci si può trovare di fronte magari a quel professionista che non diciamo geloso del suo orticello, ma perlomeno che non è così disponibile, però pensiamo che al giorno d'oggi sia un atteggiamento anche fuori tempo. No? Credo proprio di sì, purtroppo le gelosie esistono, ma li lasciamo a chi le ha. Noi cerchiamo di andare avanti e di collaborare, questo sì. È molto importante. No, ma questo è importantissimo, perché lei per esempio ha citato anche un nutrizionista, anche, mi scusi per la parolaccia, per il cavolo di vita che facciamo, di corsa, mangiare al volo, cioè anche quello... È fondamentale perché poi l'alimentazione è importante, perché può creare tensioni a livello del diaframma, che poi io vado a trattare, stomaco, fegato, irrigidito, io vado a trattare il diaframma, però poi serve un cambiamento, un miglioramento di quello che è l'alimentazione, le abitudini alimentari. Sì, ma questo, quella famosa qualità di vita di cui si parlava, no? Esattamente. Senta, tornando a questi meravigliosi strumenti, cioè li ha disegnati lei praticamente? Li ho disegnati io, è una soddisfazione davvero grande, sì. Li ho disegnati io, pensando a quali potevano essere, a come dare una soluzione ai problemi che giornalmente affrontavo, no? Quindi la fibrolisi parte da un corso che feci qualche anno fa, molti anni fa, di fibrolisi, e si usava un gancio che fino ad oggi ha funzionato molto bene, però risultava freddo, risultava pesante, a me comunque risultava pesante, e anche i miei colleghi. Che alla lunga poteva creare anche tendiniti proprio all'operatore, no? All'operatore. E quindi ho cercato di disegnare un oggetto leggero, composto da una lega di alluminio, performante, perché ho dato delle curve appunto per arrivare su ogni parte del corpo. Lo possiamo fare vedere? Sì, assolutamente, se insistiamo. Per arrivare in tutte le parti del corpo, per arrivarci bene, e anche ho cercato di dargli un tocco di design, colore, design, ho cercato di farlo bello. Quella volta che io feci il corso di fibrolisi mi diedero
questo gancio in un sacchettino. Io ho cercato di lavorare anche sulla qualità della scatola, effettivamente, quindi è studiato bene, è studiato per tutti i terapisti che hanno bisogno di fare, la volontà di fare un passo in più. Ecco, questa è un po' l'idea che... No, sa perché è un po' impressionante, che cerco di trasmettere. Dal punto di vista di chi le parla, sì. Sentirla citare un gancio e adesso vedere queste meraviglie che danno proprio nella loro senza nulla togliere, immagine, nel senso che è veramente stato un bellissimo prodotto anche quello di 50 anni fa, però adesso secondo me è il momento di evolversi, di fare un passo in più, di accettare che ci sono anche altre cose nella terapia manuale. Ma sai, è molto interessante perché, insomma, noi abbiamo ovviamente, come lei ben sa, qui a Padova una grande realtà ospedaliera, sanitaria, assolutamente. E insomma è capitato addirittura, è stato un mese e mezzo fa, che ci abbiano presentato ufficialmente delle sale operatorie versatili, cioè addirittura delle sale operatorie che si prestano a diversi tipi non solo di intervento ma anche di funzionalità. E poi non parliamo delle tecniche sempre meno invasive, cioè la medicina ovviamente va verso degli ambiti in cui il concetto di dolore, il concetto di impatto sono ridotti al massimo. Certo, si fa molta attenzione, si fa molta attenzione. E lei, diciamo, segue questa filosofia, questo modo di pensare, per cui un gancio che può dar l'idea, mamma mia, ci ha parlato anche di tendiniti dell'operatore addirittura. Ma sì, perché comunque il peso dell'attrezzo alla lunga influisce, si lavorano 6, 7, 10 ore al giorno con l'attrezzo in mano, alla lunga il peso, anche se fosse di pochi grammi, alla fine influisce. E lei è riuscita a creare qualcosa che è leggerissimo. Questo è molto leggero, questo veramente siamo sotto i 20 grammi uno e sui 30 l'altro, quindi sì, è proprio... E l'efficacia è indiscutibile perché insomma lei ha curato il design, ha curato tutto nei particolari. C'è molta sperimentazione, ricerca dietro, c'è molta ricerca, attraverso con un'azienda di Cima d'Olmo vicino a Oderzo ho lavorato sul materiale, sul peso, quindi mi arrivava il pezzo, lo provavo, e questo graffia, questo è troppo pesante, cambiamento, rifacciamo, lo ridisegniamo, aggiungiamo questo, è stato un lavoro molto ma crediamo sia una gran soddisfazione per lei. Poi credo che sia una soddisfazione anche quel discorso che mi faceva, a febbraio ci sarà proprio il corso a Treviso. Sono molto felice di questo, saremo a Treviso, dopo Roma, poi ci sarà Milano, ci saranno altre date, però ho voluto fortemente Treviso perché senta, per partecipare, cioè, chi ci sta seguendo adesso da casa, se avesse voglia e intenzione di partecipare, cioè, c'è la possibilità... devo essere per forza un osteopata? Sì, deve essere una figura sanitaria. Una figura sanitaria. È rivolto alle figure sanitarie, il corso è rivolto alle figure sanitarie, assolutamente. Con StudioGest, che è una società di Roma, organizza corsi solo per professionisti nella sanità, quindi sì, bisogna essere... Ho capito. Comunque, questi li posso chiamare strumenti, cioè la denominazione Fibro Health è quella proprio che riassume... Health in inglese vuol dire salute e fibro, proprio perché, ecco, lei ci parlava della fibrolisi, no? Precisamente che cosa è la fibrolisi? È una tecnica inventata da Ekman, scusi. Sì, Ekman, sì, no, ce l'aveva citato. Negli anni 50. Che era uno svedese, no? Sì, esattamente, dottore. Che va a lavorare le fibrosi, quindi quelle densità, sottocutanee che si formano e che hanno rigidità e difficoltà nel movimento, attraverso appunto questo gancio e lo sviluppo della tecnica che può essere stimolare la circolazione, andare a lavorare proprio il tessuto e la parte sottocutanea, si va a rimuovere queste fibrosi. Di fatto si rimuovono le fibrosi e poi si torna a una funzione normale della zona trattata. Senta, una domanda che non vuole essere discriminante. Più uomini o più donne le è capitato? 50 e 50. Ah sì? Sì. Sono sincero, 50 e 50. 50 cioè, 50. Anche questo è un dato abbastanza preottamente, perché uno penserebbe ma saranno soprattutto i maschi, invece no. No, assolutamente. Anzi, l'uomo a volte è più restio, no? A farsi trattare, poi io non lo so, forse perché sono un uomo anch'io, ma non lo so, comunque
Però poi quando prende fiducia, poi se si lavora bene comunque. Sì, il maschio un po' più, diciamo, in difficoltà a partire. Poi quando sì, perché tanto passa, no? Tanto passa. Un po' di male però mi passa. Poi quando ci si accorge che non passa più. Ecco, lei ha toccato un tasto, la raccomandazione proprio dalla sua bocca, cioè non sottovalutare determinati sintomi e determinate situazioni. Assolutamente no, assolutamente non sottovalutarli, perché si accumulano, restano lì, restano latenti, il corpo crea dei compensi, magari mi passa il dolore cervicale. Sì, un analgesico sufficiente. Mi passa, dopo qualche mese si presenta un dolore lombare. Appunto. Distorsione della caviglia non trattata può provocare una disfunzione appunto della zona lombare dopo qualche tempo. Quindi ecco, non sottovalutare infortuni, sintomi, non sottovalutare. Cioè addirittura dei riflessi di questo tipo, dalla caviglia possiamo andare zona lombare, mamma mia, sì, per forza. Sì, cammino, maghe, eccetera. Sì, che non si creda che con una fascia elastica, vero, no, con una pomatina... o col tempo si è sgonfiata e mi è passato. No, non è così. Il corpo crea dei compensi, si adatta, ti fa passare il dolore perché vai in protezione verso il tuo corpo stesso, ma poi ci sono delle disfunzioni in altri punti, che poi bisogna andare a ricercare, a lavorare. Quindi lei viene in studio da me per un problema alla schiena, io dovrò lavorare sia la schiena perché è il punto di dolore, ma anche la caviglia. Ecco, senta, com'è la procedura? Cioè, io arrivo e le dico, ho mal di schiena, immagino ci sia un colloquio abbastanza... C'è un'anamnesi importante, sì. C'è una valutazione posturale e poi una valutazione, cioè comunque si arriva in studio da me con una diagnosi già fatta, da un medico, ovviamente, dal medico curante o comunque da un fisiatra o piuttosto che da un ortopedico. Noi facciamo la nostra valutazione, chiacchierata valutazione, e poi si lavora. Senta, poi c'è anche il discorso del peso. Adesso chi le parla purtroppo ha l'esperienza recente di qualche chilo messo su di troppo. Effettivamente fa male, ovviamente, vabbè, ingrassare non è che abbiamo scoperto l'America, però effettivamente può incidere anche incide perché va a caricare appunto sulle articolazioni e sulla colonna, assolutamente. Sì. Il peso e, come dicevamo prima, un esercizio, anzi poca attività fisica, perché più il muscolo è sviluppato, più le articolazioni e la colonna vertebrale avranno riposo. Sì, oltretutto le diciamo, non facciamoci scoraggiare per esempio dalla stagione che c'è adesso un po' più fredda, per fare movimento, insomma, si copre un po' di più. Anzi, così si arriva preparati all'estate. Sì, è appunto, è anche quello, insomma, che magari ci può essere anche il discorso ovviamente di una situazione climatica, la nostra, che non è ideale per dolori, cioè, anzi li favorisce in maniera incredibile. L'umidità favorisce un po', assolutamente. Poi insomma chi vive in Veneto sa bene che vive in una realtà insomma, di questo tipo. Ecco, per cui lei diceva che ci deve comunque essere sempre una diagnosi a monte della situazione che lei va a analizzare. Il medico curante, il medico di base, piuttosto che appunto un professionista come il fisiatra o l'ortopedico, faranno una valutazione, una diagnosi, e il cliente arriverà da me o da altre figure che utilizzano appunto FibroHealth con una diagnosi già fatta. In base a quella diagnosi si penserà, si programmerà un percorso assieme al cliente e all'interno di questo percorso la figura che ha fatto il corso, che sa usare FibroHealth, deciderà quando eventualmente intervenire con questa tecnica. Senta, le è mai capitato di dire no, io questo caso non lo tratto? Sì, mi è capitato perché, come dicevamo prima, non posso risolvere tutto. Non posso risolvere tutto, quindi con molta umiltà ma anche onestà, dai, diciamo, per onestà si veicola il cliente verso altre figure più idonee a risolvere quel problema. Ma questo è molto importante, insomma. Comunque pensiamo che insomma anche diciamo, questo passo in avanti che lei fa compiere anche proprio a tutta la categoria, ecco, dal punto di vista della diffusione adesso di questo mi sono rivolto a StudioGest, appunto, che è una società appunto di Roma che organizza corsi per sanitari. Loro hanno preso un professore, Simone Martin, che ha sposato il progetto, gli piace molto il pezzo, ha fatto un corso ad hoc che si chiama Trattamento miofasciale con l'utilizzo del FibroHealth, e adesso lo proponiamo in tutta Italia. Insomma, direi che è una soddisfazione non indifferente. È una soddisfazione molto grande. Sì. Lei quanti anni è che fa questa professione?
Abbastanza. No, diciamo abbastanza, diciamo che abbastanza. ormai ha maturato un'esperienza per cui insomma anche la diversità dei casi, delle situazioni, diciamo riesce quasi sempre subito ad individuare. Sono circa 12 anni. 12 anni, vabbè, insomma, direi che è un'esperienza. E diciamo in questi 12 anni lei ha visto anche un'evoluzione, beh, lei stesso è l'evoluzione. Io feci un corso di fibroglisi appunto, e mi sono accorto che come qualcosa non andava, qualcosa non andava per me. Adesso io non voglio giudicare la fibroglisi, che anzi invito tutti quelli che hanno fatto il corso di fibroglisi e che utilizzano la fibroglisi a provare il mio pezzo, perché sono avvantaggiati da un certo punto di vista, hanno già un background e possono vedere effettivamente la differenza. No, indubbiamente, diciamo poi insomma le novità lo sappiamo, insomma per carità sono importanti, alle volte magari possono essere guardate con sospetto, ma crediamo, sempre per quel discorso che si faceva dell'evoluzione di quelle che sono le tecniche mediche e non solo mediche, insomma proprio per la salute e il benessere dell'individuo, ma soprattutto anche da quello che si diceva per la salute e il benessere dell'operatore, perché oltretutto insomma diciamo avere uno strumento meno impegnativo dal punto di vista proprio dell'utilizzo, perché i vantaggi sono due appunto, il vantaggio per l'operatore e il vantaggio per il cliente, che può usufruire di una tecnica nuova con degli strumenti nuovi e innovativi, e l'operatore diciamo è libero un po' dal problema disfunzionale di un polso, ad esempio. Perché senta, quelle che sta muovendo e che muove anche tanto il sottoscritto quando parla sono i suoi principali strumenti di lavoro. Sì, no? Sono i miei strumenti di lavoro, sono i nostri strumenti di lavoro. Sì. Le mani rimangono sempre comunque, ovviamente. Salvaguardare le mani è fondamentale, ho provato anche a fare questo. Sì. Ha fatto benissimo, no, insomma è molto importante, crediamo, insomma, proprio per anche la presa, appunto, è molto buona, quindi ti permette di avere una presa sicura e lavorare bene con precisione e indolore. Sì, perché alle volte si fraintende la apparente delicatezza che può suscitare uno strumento, ma quello si rompe subito, ma quello cosa vuoi che faccia? Invece pensiamo anche dal punto di vista della flessibilità che sia particolarmente resistente per quello che deve fare. Molto resistente, arriva in profondità ed è molto resistente. Fa un bellissimo lavoro, che non ho detto, anche sulle cicatrici. No, ne aveva accennato prima, mi spieghi le cicatrici? Le cicatrici creano importanti disfunzioni nel corpo, soprattutto se non trattate. Esistono ovviamente varie forme di cicatrici e attraverso questo strumento si può prendere in modo più sicuro la cicatrice rispetto alle mani e lavorarla, fare in modo che, no, non la corregge, però fa in modo che il corpo la normalizzi. La cicatrice è parte del nostro corpo. Cioè l'aderenza del tessuto. Esatto, va a lavorare proprio l'aderenza. Incredibile anche. No, adesso per carità, anche da quel punto di vista, vabbè, chi le parla ha fatto un'appendicite 30 anni fa e ha un tagliaccio, adesso viste... Quella cicatrice, se non l'ha lavorata, va lavorata. Adesso per fortuna insomma ci sono anche tecniche meno invasive, però effettivamente il trattamento di una cicatrice, ma dice anche una cicatrice vecchia? Assolutamente sì, perché è proprio la lunga che creano disfunzioni, no? Ho capito. Creano tensioni, certo. Mamma mia. Quindi sì. Abbiamo imparato tante cose, non solo attraverso il suo prodotto, anche attraverso la sua professione, che lo ricordiamo, quella dell'osteopata. Per cui ricapitoliamo allora, Ezio Mabiglia, chi volesse contattarla, lei aveva citato un sito. Sì, ho un sito che è Mabi Professional Place, dove trova il mio studio a Castelfranco Veneto, oppure per i pezzi invece su I Am Physio, che è un e-commerce che ho creato apposta per proporre appunto il pezzo. Comunque Ezio Mabiglia, osteopata con studio a Castelfranco Veneto. Senta, noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro, soprattutto buon inizio di un nuovo anno, che chissà magari riserverà nuove sorprese per la sua professione, grazie a questa strada che lei è riuscito ad aprire. Speriamo, grazie a lei, grazie a voi, gentilissimi. Grazie al nostro ospite per averci aperto gli orizzonti anche delle cure, insomma, sul corpo delle persone. Grazie a voi per averci seguito. 7 in punto si chiude qui e vi rimanda ai prossimi appuntamenti. Intanto buona giornata e arrivederci.